Allora Tascia, 80 minuti dietro a soffrire, a prendere legnate, poi bastano 2 minuti e arriva il gol del 2-1 tuo. Sì, dietro mi sentivo un po' in colpa per l'1-0 loro, perché alla fine è venuto fuori da una punizione che ho causato io e quindi avevo voglia di rifarmi, no? Per fortuna ci sono riuscita in 2 minuti, è andata bene, e poi siamo riuscite anche a fare il 2-2 e quindi lì praticamente abbiamo chiuso definitivamente la partita per noi. Sembrava quasi un Vittorio Veneto rinunciatario, che proprio magari dagli spalti ovviamente sembrava che non volesse passare il turno, poi questo è lo spirito di una grande squadra, viene fuori anche l'orgoglio a un certo punto, perché dici sotto 2-0 no, non ci stiamo, dobbiamo ribaltarlo, dobbiamo almeno fare un gol, quello che bastava d'altronde. No, rinunciatarie no, sicuramente conoscevamo l'avversario, riconoscevamo la loro potenza e sapevamo che erano forti dietro, ma che erano forti anche davanti, e avevamo capito dall'andata che potevamo prenderle in contropiede sui lanci e quindi ci abbiamo provato. E dietro oggi eravamo messe bene con i piedi, quindi 2 mancine e 2 destre, e riuscivamo quindi a lanciare bene. Ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, anche perché il primo tempo avevamo il vento contro che ci fermava la palla. C'era anche Adriana? Sì, c'era Adri, poi Adri si è fatta male, quindi abbiamo avuto anche parecchia difficoltà in questo, però eravamo riusciti a tenere abbastanza bene. Poi ovviamente prima o poi magari il gol loro lo fanno, noi ci abbiamo provato, non ce l'avevamo fatta prima, e poi sul 2-0 per loro non c'era più nulla da perdere, ci siamo buttate tutte in avanti e siamo riusciti a fare gol. Siamo l'unica pecca del Campo Morone è aversi dimenticato Natascia Piai. No, ho dimenticato Natascia Piai, no, mi è andata bene, hanno fatto, non mi ricordo chi ha fatto il lancio, sono riuscita ad anticipare il portiere di un niente, e poi di destro l'ho visto andare dentro al rallentatore, sembrava non entrasse più, poi per fortuna è entrata. Poi Foltri ha fatto un Eurogol, non era voluto, ma ha fatto un Eurogol e va bene così, portiamo a casa questo. Allora Giovanna, hai giocato 90 minuti più recupero, è stata una partita difficilissima perché il Vittorio Veneto diciamo che non riusciva a fare quello che faceva di solito, le azioni in attacco, perché mancavano punti di riferimento, soprattutto dopo l'uscita di De Martin. Sì, diciamo che abbiamo trovato un po' di difficoltà a imporre il nostro gioco, perché dopo l'uscita di Adri, comunque, che riusciva a tenere palla su e a farci salire, non riuscivamo più tanto a tenerla e quindi abbiamo avuto un po' di difficoltà. Però devo dire che è stata una partita fantastica, ci abbiamo messo il cuore, l'anima, abbiamo dato tutto per recuperare e almeno fare il gol del 2-1, e poi siamo riusciti a trovare anche il gol del 2-2, quindi la partita ormai era finita, insomma, e sono felicissima per noi, per la squadra, perché ci serviva un pareggio del genere e quindi portare avanti questo percorso di Coppa. Diciamo che è stato difficile anche per te e per Ilaria Mella, poi è entrata nel secondo tempo, perché lì davanti bisognava correre poi. Sì, ho fatto abbastanza fatica perché comunque loro impostavano bene il gioco e dovevo correre da una parte all'altra per recuperare i palloni, però ho cercato di correre il più possibile per recuperarli e comunque dare una mano alla squadra, e spero di aver dato il massimo. Comunque sento di essere riuscita a fare tutto quello che potevo, insomma, e di aver aiutato la squadra. Sono partite queste che danno anche una caratura per una certa esperienza di bagaglio. Sì, certo, sono sempre queste partite, soprattutto mi aiutano ad accumulare la mia esperienza e comunque a migliorare sempre di più, e quindi è quello che punto a fare e spero di continuare per tutta la stagione così. Allora mister, a un certo punto è sembrato che il Vittorio Veneto non volesse passare il turno, poi al 42esimo hai cambiato una pedina e da lì si è risolta la partita. Allora, prima di tutto voglio fare i complimenti a questa bella squadra, perché Capomorone ci ha dato veramente del filo da torcere, quindi hanno giocato un gran calcio e penso che la partita di oggi sia un gran bello spot per il calcio femminile. Vedendo la partita, sì, loro hanno trovato con 2 tiri da fuori, una punizione, un gran tiro, il vantaggio, il doppio vantaggio. L'unica cosa che potevo fare era togliere la Piai dal reparto difensivo e metterla davanti. Loro si sono un attimino sbilanciate, invece di restare coperte per portarsi a casa il 2-0. Alla prima mezza occasione l'Anata è stata brava a sfruttare, quindi siamo andati sul 2-1 e dopo la Foltran all'ultimo minuto su un gol voluto e abbiamo fatto il 2-2, quindi bene. Adesso recuperiamo le energie festeggiando in pullman e pensiamo al Como. Siamo una pecca, magari mister, se possiamo dirla, è giocare solo 8 minuti. Sì, beh, la
partita dovevano farla loro. Quindi noi magari dovevamo sfruttare un attimino più le ripartenze, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, quindi siamo stati lì e se non trovavano 2 gol dalla lunga distanza non hanno mai creato difficoltà alla Ciuchi, quindi il doppio vantaggio ci stava, e per 8 minuti sono bastati per addrizzare la partita per andare in semifinale, quindi brave le mie. Ultima cosa, mister, hai dovuto cambiare De Martin per un acciacco e lì si è visto proprio quanto teneva alta la squadra. Adriana ha dovuto uscire perché in un contrasto si è girato un attimino il ginocchio. L'Adri fisicamente sta bene, quella che ha la qualità principale, quella di proteggere palla, di lasciare che la squadra si riesca ad alzarsi, quindi è uscita lei e la Gio ha caratteristiche diverse, si è adattata perché la Gio ha fatto un grande lavoro di sacrificio. Adesso vediamo l'entità dell'infortunio, speriamo che non sia niente di serio, insomma. Siamo con mister Pampolini. Allora mister, 2 cose insegna queste partite: sì, ci si crede per un ribaltamento della partita come è successo alla Juventus ieri sera, e però un'altra cosa insegna che a squadra del genere non puoi concedere una PI in 8 minuti. È vero, sono d'accordo. Ci abbiamo creduto proprio nel momento in cui è sempre così, nel momento in cui pensi che l'hai portata a casa, perché c'eravamo proprio il dominio di tutto quanto, gran partita delle mie ragazze, quindi sono veramente fiero di loro, mi dispiace per loro perché questa partita, almeno la vittoria, se la meritavano da portarsela a casa. Poi il calcio è bello e brutto sotto questo aspetto, però sì, insegna esperienza. Noi siamo una squadra 99, 2000, 2001 e quindi siamo una squadra molto giovane, quindi io credo che stiamo pagando quest'anno questa condizione di esperienza, però abbiamo un futuro straordinario e glielo auguro a tutte queste ragazze perché oggi sono state veramente dignitose e sono fierissimo di loro, veramente. Poi il calcio, credo che abbiamo fatto una gran gara fino appunto ai 7 minuti dalla fine, che tra l'altro una palla in dominio, perché i 2 difensori erano in dominio della palla, è uscito anche il portiere perché ci do io, ci dai te, ci dai io, ci dai te, e avete un gran centravanti che è sempre stato un po' nei nostri attenti alla mancina, a questa, a quell'altra, è veramente brava e si è visto. Ha colpito, insomma. Ha colpito. Però abbiamo perso contro una squadra dignitosa, degna, gli auguriamo un buon proseguo, perché comunque sono una gran bella squadra, quadrata, ordinata, allenata bene, onesta, si è giocata le sue carte e ha vinto. Quindi speriamo di rincontrarci in questi palcoscenici perché è stata una bella partita. Ecco, i complimenti arrivano soprattutto anche da mister Toffolo e anche da parte nostra, perché sinceramente è stata un ottimo Campomorone, non si può dire nulla, anzi il Vittorio Veneto che non ha giocato per 80 minuti, scusa, e quindi poi ovviamente dalla vostra parte c'è il rammarico che ci sta sicuramente, ci mancherebbe altro. Sì, c'è questo rammarico qua perché sono molto giovani, quindi è un rammarico che adesso dobbiamo ricaricarci. Domenica abbiamo una partita importante, ci giochiamo al terzo posto col Meda, quindi dobbiamo ritornare a fare questa stessa partita, così ci togliamo delle soddisfazioni. Comunque a prescindere, queste ragazze stanno crescendo, stanno lavorando tantissimo abbiamo fatto un sacco di programma e in campo si è visto, perché siamo entrati a destra, a sinistra, sull'1-2, sulla sovrapposizione centrale, insomma abbiamo fatto una buona gara, quindi io da mister sono stracontento. Poi il futuro è dalla vostra parte, come si dice? Sì, il futuro è dalla nostra parte.